Si è svolto nella sala congressi del T-Hotel a Cagliari il primo dei 3 giorni dedicati al corso regionale di terapia del dolore. Obiettivo: la definizione delle cause del dolore diverse dalle cause delle malattie cui spesso si associa. La legge 38 del 2010 sancisce il diritto del cittadino all'accesso alla terapia. Questa legge non ha ancora trovato applicazione omogenea nelle varie realtà regionali. In molte patologie, sia di natura oncologica che non oncologica, il dolore rappresenta spesso l'aspetto più complesso e più invalidante, con notevole compromissione della qualità della vita dei pazienti. Sentiamo in proposito il dottor Sergio Mameli, responsabile della terapia del dolore dell'ospedale oncologico. Il dolore cronico è altamente invalidante. Un paziente ben trattato può recuperare la sua attività lavorativa, il suo ruolo nel sociale e nella famiglia. Anche quest'anno abbiamo effettuato appunto il nostro corso, siamo arrivati alla 5ª edizione e si apre appunto sotto l'auspicio di alcune possibilità che sono fornite appunto anche dall'approvazione della legge sul dolore, la legge che è stata approvata, numero 38, approvata il 15 marzo dello scorso anno. Anche se lentamente comunque si sono aperti dei nuovi orizzonti, soprattutto per quanto riguarda la rete del dolore. Anche in Sardegna ci stiamo approntando a affrontare appunto il problema e speriamo che in tempi brevi possiamo dare risposta a quel grande numero di pazienti che purtroppo sono affetti da questa patologia e che per esiguità appunto di centri e di risorse non riusciamo a dare risposta.